C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici bentrovati, ci troviamo in vicolo San Zenone, alle mie spalle la chiesetta romanica dell'undicesimo secolo dedicata appunto a San Zenone. Questa chiesetta si trova tra vicolo Millefiori e vicolo San Zenone, proprio alle spalle di Piazza Loggia. Questa chiesa si chiama San Zenone all'Arco perché era stata costruita vicino ad un arco di trionfo romano che un tempo era collocato in largo Formentone e Piazza Rovetta. Nel Medioevo, come spesso accadeva a tanti edifici, fu circondata ed inglobata dalle case circostanti. Sta arrivando l'estate, quindi sarà facile avere i piedi nudi, ma resta a penic o restan pinic, che significa realmente? Che significato? Che cosa si vuole raccontare? Restare a piedi nudi? Giusto, però una persona che resta a piedi nudi come è messa secondo te? Non molto bene. Restare a piedi nudi. Quindi metaforicamente... Vuol dire essere a terra. Restare a piedi nudi? Oh, vedi che lo sapevi, e quindi che vuol dire? Sai che non lo so, è un detto? Un detto popolare, resta a penic, chi sta a piedi nudi come è messo? È in difficoltà economiche. Restare a piedi nudi. Facile, ma insomma ampliamo un po' il significato. Che vuol dire restare a piedi nudi? Non avere più le scarpe. E quindi se uno non ha proprio le scarpe? Cammina a piedi nudi purtroppo. In questi periodi qui mi sa che tanti hanno questo problema. Rimanere e non so poi la conclusione. Venga signora, venga più avanti così la vediamo bene. Bresciana, perciò. Bresciano, però non so. Stampinic. A piedi nudi, adesso ho sentito meglio. Rimanere a piedi nudi. Lei è brescianissimo, vero? No. Perché? Da dove viene? Nascita sono veneto. Ma diciamo adesso le mie origini arrivano dal Canton Ticino. Go fresco! Lo mio per Un detto popolare catanese. Che non me ne viene neanche uno perché io a Catania sto fuori Catania da un sacco di anni, quindi che non posso dire, non me lo ricordo. Allora ci dia un dolcetto catanese, non ce l'ha da qualche parte? No, non buttai. Stare a piedi nudi? Letteralmente, ma poi se ci pensiamo un po' restampinic. No, restan maniche di camicia in Europa e restan pinite solo senza niente. Non è bello restampinic. È come restare senza camicia. Restare a piedi nudi? Sbagliata persona, non conosco il dialetto. No! Restapenic. Restare a piedi nudi. Bravo! Grazie. Beh, quindi non è bello stare a piedi nudi, no? No, beh, dipende, in spiaggia. Dipende dove sei. Normalmente no, diciamo. Resta in penic a penic un pinic. Che significa? Resti senza niente? Nel vostro caso, vero? Spero di no. Al giorno d'oggi non si sa mai. Resta a penic. Rimanere a piedi nudi. Oppure resta in pinic. Lei cosa dice? Resta a penic o resta in pinic? Resta a penic. Non sono domande difficili per gli amici di Travagliato. Resta a penic. Beh, restare a piedi nudi. Restare a piedi nudi, quindi che vuol dire metaforicamente? Insomma, a parte se va a Ferragosto si sta a piedi nudi, però nella metafora resta a penic. Restare in una condizione di difficoltà. Sì, condivido. Beh, tu devi sempre condividere per forza. Sì, beh, certo. Con le donne soprattutto. A piedi nudi. Restare a piedi nudi. Quindi è bello stare a piedi nudi a gennaio? No, restare a piedi nudi vuol dire non avere niente per coprirsi. Se si va naturalmente a Cuba si può stare a piedi nudi a gennaio. Che vogliamo fare, signora? Andiamo a Cuba? Ma io vado per esempio alle Canarie. Hai capito? Andiamo tutti alle Canarie allora con le sciure. Grazie. Restampenic, restapinic, cari amici, proprio quello vuol dire finire in miseria. Speriamo non capiti a nessuno. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima. Ciao!